questa scelta di venire a Mogliano, da cosa dipende, insomma? Buongiorno a tutti, sicuramente Mogliano è una società con più storia rispetto a Vicenza, è da anni che milita in questo campionato. Infatti ci sono anche molti ragazzi che conosco con cui ho condiviso tra l'altro la mia ex carriera da giocatore. Mogliano sicuramente è una realtà che nel Veneto e in Italia ha grande esperienza e un bagaglio tecnico, un bagaglio di persone, di anche volontà, obiettivi che sono molto vicini ai miei e sono quelli che vorrei poi aiutare e supportare durante questa stagione. Ecco, c'è stato un momento, diciamo, dopo che hai concluso la tua bellissima carriera da giocatore, che eri indeciso un po' sul da farsi, se non ricordo male. Poi hai avuto l'esperienza, no, di poter allenare la squadra femminile del Villorba, poi sei andato a Vicenza, ora qui. Che sviluppo della tua carriera vuoi dare? Che cosa rappresenta ancora per te nella veste di allenatore il rugby? Questo passaggio sicuramente va a valorizzare la mia volontà di crescere come allenatore, come dicevo prima, appunto, in una società più strutturata. La mia volontà è quella di migliorarmi, di dare la possibilità ai ragazzi di crescere e quindi conseguire il mio primo obiettivo, che è quello di insegnare, essere una figura di riferimento per le nuove generazioni, i nuovi atleti, e cercare di trasferire il mio bagaglio che ho acquisito durante le mie esperienze in campo e nei primi anni che sto conducendo da allenatore. Subito dopo la mia esperienza, diciamo, da rugbista in campo, ho avuto anche la possibilità di andare all'estero e di condurre un anno in un'accademia a Londra, Ealing, che mi ha formato, mi ha dato una grossa base come allenatore. Sì, sono qui per questo, insomma. Ecco, sappiamo bene che poi qui in questo territorio trevigiano è un lavoro di base che poi viene focalizzato per cercare di tirar fuori dei talenti che poi possano avere una prospettiva per andare in franchigia, in particolar modo la Benetton, no? Abbiamo visto negli anni, insomma, quanti giocatori di Mogliano sono andati alla Benetton, anche ultimamente tantissimi ragazzi. Questo è un lavoro, tra virgolette, che ulteriormente dà ulteriore senso, se non che Mogliano, ma ulteriore specificità al lavoro che dovrei fare, no? Sì, guarda, siamo una provincia molto fertile per il rugby, la provincia di Treviso sicuramente è tra le migliori in Italia. Come numero di ragazze, di profili di alto livello che sono nati in questa piccola regione. È una grande opportunità per me essere a contatto in questa realtà con la Benetton, con Mogliano, con Villorba, Paese, su tutte società che hanno la capacità di crescere nuovi profili. Mogliano ha questa capacità anche nel settore seniores. Non tutti hanno la capacità o la possibilità di farlo. Immagino Petrarca e Rovigo, che sono delle due società che devono non solo crescere nuovi profili, ma vincere per forza, no? Perché il loro primo obiettivo è vincere lo scudetto. Mogliano ha la possibilità di fare entrambi e questa è un'ottima cosa per noi che siamo allenatori, per i giocatori, ma soprattutto anche la società, che può dire: io ho creato degli atleti d'alto livello. Una domandina sulla Benetton. Insomma, come abbiamo visto, appunto, tanti giovani che sono passati dal Mogliano alla Benetton. E secondo te che campionato potrebbe essere quello in WRC della prossima stagione della Benetton? Riuscirà a tornare tra le prime 8? Che prospettive secondo me ci sono in Challenge? Giustamente a Merino l'altro giorno che l'ho sentito ha detto: qualcuno pensa che la Challenge sia meno difficoltosa della Champions, ma insomma non è proprio così, ha detto. Ma io penso che quest'anno sia un anno di cambiamento, sono state cambiate molte figure
all'interno dello staff della Benetton e di conseguenza io penso che sarà un anno tra virgolette di passaggio in cui il risultato, l'obiettivo non sarà così scontato e probabilmente i risultati si vedranno, presumo, dopo Natale e quindi forse ci saranno i primi 3-4 mesi in cui questi nuovi atleti, anche tanti dei ragazzi di Mogliano si sono accodati al gruppo della Treviso, ci sarà un periodo di assestamento del gruppo e secondo me i risultati veri e propri arriveranno dopo qualche mese. Ecco. Tra le altre cose, poi qui nel Mogliano avrai dei ragazzi che attualmente sono con la nazionale Under 20, okay? Sì. Che sono impegnati e anche loro dovranno crescere. Che prospetti sono i Midena, Casartelli, giusto? Sì. Che prospettive hanno? Che prospect hanno? Sicuramente, come abbiamo visto nelle partite dell'Under 20, ci sono veramente ottimi giocatori, degli ottimi profili, le capacità tecniche ci sono. La difficoltà sicuramente per una squadra come Mogliano e il nostro staff tecnico è quello di mantenere la loro concentrazione e gestire le loro capacità. Sono dei ragazzi ovviamente inesperti rispetto a un atleta magari di 27-28 anni, di conseguenza va guidato e va sicuramente incitato ad esprimersi. Un ragazzo di 20 anni ha sicuramente tante capacità, tanta volontà di dimostrare, va gestito perché possa sentirsi a suo agio e mantenere la costanza. La cosa più difficile per un atleta giovane è essere costante e mantenere la propria prestazione nel tempo. Tra le altre cose tu ritrovi anche dei ragazzi che già hai allenato a Vicenza, no? Questo magari ti aiuterà un pochettino da questo punto di vista. Ad esempio Bonan sicuramente lo ritrovo anche qui, ovviamente so i punti di forza e i punti di debolezza e di conseguenza mi permetterà di continuare ad aiutarlo a crescere anche quest'anno. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che sicuramente è una grande sfida passare da una società all'altra e conoscere in poco tempo tutti i nuovi ragazzi e cercare di essere performante vicino ad Umberto e tutto lo staff. Quanto è difficile essere allenatore degli avanti? Perché insomma stiamo parlando delle due fasi di partenza del gioco, ovvero la mischia, la push, quindi... Purtroppo per alcuni aspetti diciamo le fasi statiche sono ancora essenziali in questo campionato, il nostro campionato italiano, e forse a discapito del gioco e della spettacolarità. Sicuramente... A parte che abbiamo visto negli ultimi mondiali Under 20 come gli avanti siano stati usati alla grande, per esempio da una squadra come l'Argentina che ha fatto un sacco di mete con touche e gol. È un contesto diverso purtroppo, nel senso che sì, noi italiani siamo molto tradizionalisti, non siamo degli innovatori e magari Viadana, Rovigo l'anno scorso è stato un anno azzardato di più in attacco e sono stati performanti. Per me appunto il ruolo di gestire e guidare gli avanti è un ruolo importante, soprattutto con dei ragazzi, ripeto, più giovani rispetto magari alla media, e sarà mio compito prima di tutto essere concreti. Ecco, questa è la prima cosa che dobbiamo essere come avanti, concreti e avere il pallone.